Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po. Sabato 30 aprile, giornata importante per lo sport. Ripartiamo con lo sport e il tema proposto dall'amministrazione comunale per capire come sarà lo sport dopo la pandemia. Molti rappresentanti dello sport provinciale e delle società locali. Tra gli altri il delegato provinciale del CONI Lucio Taschin, il delegato provinciale FIGC Luca Pastorello e il consigliere regionale Argentino Pavanati. A fargli onore di casa il sindaco Siviero, il vice sindaco e assessore allo sport Alberto Fioravanti e l'assessore ai lavori pubblici Davide Marangoni. L'assessore Marangoni ha brevemente spiegato che sono stati oltre 4 milioni di euro gli investimenti fatti in questi anni. Tra i tanti lavori fatti, il campo di tennis coperto, la palestra Luciano Zanella, i lavori quasi finiti al Palavigor, i nuovi spogliatoi del campo rosestolato di Iocca Marina, il centro sportivo Edoardo Duò e la tanto desiderata apertura della tribuna centrale chiusa da oltre 15 anni e finalmente aperta al pubblico e dedicata con una sentita cerimonia ad un grande dello sport tagliolese, il mitico Bruno Bonzi. Seguiamo le fasi di questa inaugurazione. Sono un po' emozionato anch'io per questa giornata, perché comunque ricordare anche una figura come quella di Bruno con non solo con l'intitolazione di tribuna ma anche con il murales che poi andremo a scoprire sicuramente è un qualcosa di importante, perché è stata una delle figure principali del calcio qua a Teo di Po. Io ho avuto maniera di conoscerlo quando sono diventato sindaco, come anche Edoardo, e mi ricordo sempre appunto questa figura importante. Ne ho sentito anche tanto parlare magari prima di conoscerli di persona, quindi veramente sentivo e sento ancora tanto trasporto nelle parole delle persone, in quello che mi raccontano, anche magari in maniera scherzosa, anche ridendo di quello che si faceva e si è fatto negli anni. Quindi veramente è un qualcosa di importante che ci permette non solo di ricordare queste persone, ma soprattutto di portare alle generazioni future quello che è stato il loro esempio, il loro impegno e tutte le attività che hanno fatto non solo per la Taiolese, ma per la comunità di Taio di Po. Era necessario fare una ristrutturazione e recuperare quello che abbiamo, perché recuperare fa sempre parte di un recupero della storia del nostro passato. Demolizione è sempre una ferita che dopo deve essere rivista. In questo caso noi abbiamo sempre deciso di ripristinare e di riparare quello che avevamo. Questo è praticamente la chiusura di un ciclo, come diceva Alberto, che nel senso che siamo arrivati praticamente alla fine di questa amministrazione e volevamo praticamente darla alla cittadinanza, perché dopo 15 anni di chiusura, insomma, era giusto dare il giusto segnale, e l'apertura è sempre il giusto segnale. Non intitolare con la solita targa, ma di fare qualcosa di più, di qualcosa che si veda lontano, che l'abbiamo studiata apposta, perché così i ragazzi quando entrano negli spogliatoi e passano di qua sono sempre accompagnati dalla figura di Bruno, e questo credo che sia una cosa molto particolare. E quindi ritengo che una persona così vada ricordata non solo in questo modo, ma magari anche con un premio da indire, biennale, annuale, come volete voi, da indire a persone, a dirigenti polesani. Cosa vuol dire? Di assegnare una volta all'anno oppure ogni 2 anni a un dirigente che si è prodigato nel settore giovanile in primis insieme a voi. Questo premio è un'idea che io vi lancio, se volete accoglierla non c'è nessun problema, io sono a disposizione per discuterla, per trovare anche la possibilità, qualora che venga presa in esame, di trovare la persona più adatta insieme a voi, all'amministrazione. Però è un premio che potrebbe essere un qualcosa che nasce ma va avanti biennalmente o annualmente che sia, per ricordare, perché ritengo doveroso e opportuno che le persone vanno ricordate ieri, oggi, ma soprattutto per il domani.